Allora, convincermi, secondo me è una cosa utile se non altro a non intasare gli ospedali. Poi posso capire che, diciamo così, quando uno fa il tampone fai da te è messo davanti alla propria responsabilità, ma anch'io ho fatto il tampone e poi mi arriva privatamente l'esito e quindi io volendo avrei potuto, diciamo così, se fossi risultato positivo avrei potuto comunque andare in giro perché nessuno, tranne No, me, sapeva l'esito del tampone, quindi no, almeno questa è stata la mia no, esperienza. guardi, se l'ha fatto Beh, questa è stata la mia privatamente, esperienza però. no, lei l'ha fatto privatamente, però il Sì, laboratorio convenzionato è obbligato a notificare se è positivo, quindi lei non a sarebbe dire i andato da nessuna numeri, sì, parte. però sì, ma siccome, mi scusi, l'abbiamo fatto in un considerevole numero di di persone, nessuno mi sarei dovuto autodenunciare, anche questo era, Allora, secondo me sono diciamo, due alla cose mia diverse. libera Scusatemi, facoltà. provo a interpretare due pensieri. Il pensiero che pone Pietro è quello che ci capita a tutti noi. Fa il tampone, io ho un autore che ha fatto un tampone più di 15 giorni fa, 3 settimane fa, non è mai arrivato il risultato, nessuno l'ha mai richiamato. Un altro mio autore ha un figlio che ha fatto il tampone e dopo un mese lui ha chiamato disperato e hanno detto guardate non sappiamo che fine ha fatto il tampone. Quindi succedono cose folli sui tamponi e questo è un conto. L'altro conto, se capisco bene il pensiero di Crisanti, è che secondo lui il tampone fai da te sostanzialmente certifica il fatto che il tracciamento è saltato, che non c'è più un meccanismo unico. Ho capito bene, Crisanti? Sì, perché guardi, se lo fa un laboratorio privato e il laboratorio privato è stato accreditato per fare il tampone, in caso di positività il laboratorio privato ha accesso all'anagrafe della regione e inserisce il nome e il risultato del test. Quindi non è che viene perso chi lo fa privatamente, eh? Mm. Sì, però quello che dice Piero Senaldi è piuttosto che stare lost in translation, no? Che tu fai questo tampone, non succede, non sai più cosa ti capita, capita a tante persone. Io ricevo lettere di gente che è bloccata in casa, non so se la quarantena è finita, non è finita, Immuni non le ha mai fatto la notifica. Secondo me il Prego. Secondo me il tema è questo, che ormai il tampone è diventato un passaporto per la libertà, no? E allora quello secondo me che temono le persone contrarie al tampone fai da te è che, non so, io mi devo vedere con un mio amico, faccio il mio tampone, risulto negativo. Il mio amico fa il suo tampone, risulta negativo e ci vediamo allegramente, alla faccia dei DPCM, con, diciamo così, massima serenità. E questo è quello che secondo me temono tutti quelli che sono contrari al tampone fai da te, perché il tampone ormai è proprio il free pass per vivere, no? Non è il fast pass, ma il free pass. Crisanti, risponda lei che poi devo arrivare da Gennaro Ma Migliore, che lo vedo già collegato con noi guardi, anche lui. guardi, io sono d'accordo con il dottore Senaldi. In effetti, però questo pone un altro problema, che un tampone che funziona come lasciapassare sociale deve avere un'affidabilità elevatissima e purtroppo questi tamponi non ce l'hanno. Quindi di Cioè, secondo fatto lei che percentuale di affidabilità hanno quei tamponi fai da te, professore? guardi, questo non lo posso dire perché non l'ho mai toccati, però quello che posso dire è che i tamponi rapidi, per esempio, hanno una sensibilità sensibilmente minore dei tamponi molecolari e Mm. quindi non possono essere utilizzati, per esempio, per proteggere comunità vulnerabili, nel senso io non è che voglio andare a trovare, che ne so, mio nonno che sta in casa di riposo e mi faccio il tampone a casa. Questo potrebbe accadere, ma sarebbe un pericolo gravissimo Ok. perché non può essere usato per queste situazioni qui. Ecco, sul lasciapassare sociale, chiaramente poi uno si fa una festa a casa, posso pure capire che è particolarmente attraente questo strumento, però di fatto No. tutti questi dati che anche lei Senaldi critica a proposito dell'attendibilità, a questo punto non li pubblichiamo più perché non hanno più nessun senso e nessuna aderenza alla realtà, no? Allora, bisogna capire una cosa, per controllare l'epidemia vogliamo dei dati affidabili, vogliamo cercare di capire quello che succede oppure no? Perché allora vabbè, ognuno fa da solo, allora l'epidemia ognuno se la gestisce per conto proprio, però Esatto, cioè l'epidemia questo è il penso che tema sia che pone un'emergenza Crisanti. Stiamo nazionale. rinunciando a un sistema unico, allora, tanto vale che ce lo diciamo, l'abbiamo chiuso il tracciamento, facciamo altro, no? Questo dice Crisanti sostanzialmente.